Prende avvio il percorso che porterà alla definizione dell'agenda digitale del Veneto, con la quale verranno indicati gli obiettivi da raggiungere entro il 2020 e con quali strategie, così da potenziare l'accesso e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione digitale tra gli abitanti e le imprese del territorio regionale. La Giunta Veneta ha messo in moto il lavoro preparatorio al documento programmatico che accompagnerà il Veneto agli obiettivi indicati dall'agenda digitale europea, ovvero massimizzare lo sviluppo delle reti digitali e il loro utilizzo e raggiungere l'85% della popolazione con la banda larga entro il 2020. La prima iniziativa esterna sarà la costituzione di un gruppo di esperti di elevato spessore culturale in materia, così definiti, e l'organizzazione di 7 incontri, uno per provincia, con i cosiddetti portatori di interessi. Saranno quindi invitati i rappresentanti degli enti locali, delle categorie economiche, delle forze sociali, ai quali verranno chieste idee, suggerimenti e proposte. Gli incontri coinvolgeranno anche le imprese, i lavoratori, gli studenti e l'intera cittadinanza. Completato questo percorso, sarà il gruppo di esperti a fare sintesi e predisporre i contributi da condividere poi online per elaborare le schede programmatiche dell'agenda, con l'obiettivo, ha spiegato il vicepresidente della Giunta regionale del Veneto Gianluca Forcolin, di ascoltare e confrontarsi con il territorio in vista di una maggiore connessione del Veneto, anche per rendere le nuove tecnologie comprensibili e fruibili da tutti. Per l'agenda digitale del Veneto e le infrastrutture per la diffusione della banda larga sono stati stanziati 400 milioni di euro.